Buongiorno, le principali notizie. A Palermo il terrorismo islamico viaggiava sui social, 2 cittadini tunisini arrestati per video che inneggiavano alla jihad, al martirio e alla violenza contro l'Occidente, coinvolti anche 3 minorenni. Con la guerra in Medio Oriente, dopo carburanti e gas, impennata dei prezzi sul carrello della spesa, carne alle stelle, costano più anche ortaggi e frutta. I consumatori in difficoltà dicono si può comprare solo nei mercati rionali. Droga pubblicizzata sui social, spedita a domicilio con normali pacchi postali. Il traffico, che aveva fruttato 2 milioni di euro, legava Caltanissetta a una centrale operativa di Napoli, 2 arresti. A Palermo lite tra 6 donne sui social, arriva in strada e degenera in una rissa a calci e pugni nel quartiere 7 Cannoli. A Catania un gol per la solidarietà, il 29 aprile allo Stadio Massimino l'evento unisce sport, spettacolo e impegno sociale. In campo il quadrangolare benefico, il ricavato andrà alla comunità di Nisceni. Calcio, big match domani sera per il Palermo che lo stirpe affronterà il Frosinone, secondo in classifica. I rosanero, per continuare a sperare nella promozione diretta, serve solo la vittoria. Calcio, il Catania lunedì a Crotone ritroverà Forte fra i convocati, trasferta vietata ai tifosi rosso-azzurri. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque il terrorismo islamico viaggiava sui social, 2 cittadini tunisini arrestati a Palermo per video che inneggiavano alla jihad, al martirio e alla violenza contro l'Occidente, coinvolti anche 3 minorenni. Sentiamo Roberta Lunghi. Immagini shock sui social inneggianti al terrorismo islamico hanno portato all'arresto a Palermo di 2 cittadini tunisini nell'operazione della polizia al termine di una complessa indagine della Digos coordinata dalla Procura distrettuale antimafia diretta da Maurizio De Lucia. I 2, condotti nel carcere Pagliarelli a Palermo, sono accusati di istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo. Su TikTok e Instagram i video scoperti inneggiano la jihad, al martirio, alla violenza contro miscredenti e città occidentali. In alcuni video uomini armati in abiti neri simulano esecuzioni, tra cui immagini che ritraggono il presidente degli Stati Uniti, mentre altre mostrano la bandiera americana sostituita da quella dello Stato islamico. Le indagini hanno coinvolto anche 3 minorenni, 2 dei quali residenti a Trapani, appassionati di armi e in contatto con i fermati. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati dispositivi elettronici, armi giocattolo privi di tappo rosso e oggetti con simbologie islamiche. La guerra in Medio Oriente, lo sapete, influisce anche sul caro vita, aumentano i carburanti e a cascata impennano i prezzi di carne alle stelle, costano di più anche ortaggi e frutta e così i consumatori sono sempre più in difficoltà e dicono si può comprare solo nei mercati rionali. Ci dice tutto Tonino De Mana. Filetto non ne mangio io. Perché? Perché costa caro. Anche la carne ora è un lusso. Così la guerra in Medio Oriente e i suoi indecifrabili scenari nello stretto di Hormuz si ripercuotono sulle tasche dei cittadini, alle prese con il caro vita e perché no, con la speculazione. L'aumento di carburanti e gas incide e a cascata sale tutto e di tutto. €1 in più per lattughe, finocchi e pomodori, €2,50 in più per le fragole. Ritocchi che gli operatori commerciali giustificano per fronteggiare la stangata sui carburanti. Stamattina io in prima persona ho pagato il gasolio a €2,30 e la cosa è diventata insostenibile. Vado a tavola, vado alla zona di Siracusa e €80 di gasolio non basta per fare andata e ritorno. Alle stelle anche il costo della carne. Non si può comprare più. I pensionati non ci stanno arrivando più a fine mese. L'unica salvezza, specie per i pensionati, sono ancora i mercati rionali. Siamo a Catania, in piazza Eroi d'Ungheria, dove anche qui però il vento sembra stia cambiando. La gente compra come su al nord, un peperone, una melenzana, quando prima con €1 davamo 4 melenzane, una cesta di peperoni. La fragola ha un prezzo ovviamente anche al mercato stesso, c'è una bancarelle da 2,50, 3, 4. Ma come affrontare il caro vita? Io cerco di comprare con delle quantità maggiori, quindi cerco di comprare eventualmente una cassetta intera di arance in modo da avere un prezzo più basso.
le tengo un po' di più a casa, magari in frigo, e risparmio qualcosina. Non solo alimenti, i rincari pesano sul settore dell'auto, neanche a dirlo aumenta il costo dei pneumatici e costano di più persino le riparazioni. Addirittura da 5 euro è passato a 7. Andare a piedi migliora la qualità del sonno che il carovita contribuisce a togliere. E intanto la regione siciliana prepara un piano contro il caro bollette. Da metà mese agevolazioni per impianti fotovoltaici domestici e il contributo alle famiglie sarà di 12 milioni di euro. Sentiamo Maglio Viola. La guerra in Iran non sembra destinata a finire in tempi brevi e adesso la crisi energetica che deriva dal conflitto spaventa anche la Sicilia. Mentre a Roma si pensa al lockdown energetico per risparmiare sui costi generali del paese, in Sicilia non c'è solo da guardare ai trasporti, ma anche agli aumenti dei prezzi di tutto, dai generi di prima necessità a quelli delle bollette. Per questo la Regione ha deciso di accelerare su alcuni provvedimenti già previsti in finanziaria regionale. In testa a tutto c'è la misura sull'efficientamento energetico. L'isola ha già disponibili 12 milioni di euro, serviranno a rilasciare contributi alle famiglie che scelgono il fotovoltaico per autoprodurre l'energia che serve alle loro abitazioni e non soltanto. Il bando sarà pubblicato il prossimo venerdì 17 aprile, previsti contributi fino a 19.920 euro a famiglia per un totale di 600 beneficiari. Le domande saranno selezionate in base al reddito e il contributo è in regime de minimis. La seconda misura vede una disponibilità di 5 milioni che verranno erogati sotto forma di bonus edilizio per efficientare le abitazioni dal punto di vista energetico, ma il bando non è ancora pronto e dunque slitterà di qualche settimana. Infine allo studio una nuova misura non prevista in finanziaria. Il governo regionale pensa ad un bonus bollette per aiutare le famiglie a fronteggiare i rincari di luce e gas. Dall'assessorato all'economia si stanno cercando le risorse. Presto in giunta andrà una bozza che prevede un bando a sportello con domande da presentare tramite IRFIS. La droga pubblicizzata sui social è spedita a domicilio con normali pacchi postali. Il traffico, che aveva fruttato 2 milioni di euro, legava Caltanissetta da una centrale operativa a Napoli. 2 gli arresti, il servizio di Rita Cinardi. Cocaina, hashish e marijuana ordinate sui social e spedite in tutta Italia con normali pacchi postali. Un traffico di droga che, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. A scoprirlo sono stati i finanziari del comando provinciale di Caltanissetta che, al termine di una complessa indagine partita proprio dal capoluogo nisseno, hanno individuato a Napoli un vero e proprio laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione dello stupefacente. All'interno del locale sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili dell'organizzazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, pubblicizzavano la vendita di droga attraverso i social e poi spedivano le sostanze ai clienti con corrieri e servizi postali. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire oltre 4.000 spedizioni effettuate in tutta Italia e ad estrarre i nominativi di circa 500 destinatari dei pacchi che ora saranno messi a disposizione dei reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per ulteriori accertamenti. Nel laboratorio sono stati sequestrati droga per un valore di oltre 100.000 euro, macchinari per il confezionamento e anche una pistola a salve priva del tappo rosso. I 2 imputati sono già stati condannati con rito abbreviato a 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa. A Palermo una lite sui social si è trasferita in strada ed è poi degenerata in uno scontro fisico nel quartiere Sette Cannoli. Infatti una scena da Far West con 6 donne che hanno scatenato una rissa davanti agli increduli residenti. Tutte e 6 poi sono state denunciate. Simona Mazzona. Prima uno scambio di battute sui social, una disputa nata per motivi riconducibili alla gelosia. Poi si sono alzati i toni, quelle parole si sono trasformate in insulti. Ne è nata una lite con scambi reciproci di accuse, degenerate in una vera e propria rissa in strada. Protagoniste di una serata di follia nel quartiere Sette Cannoli di Palermo sono 6 donne di età compresa tra i 21 e i 58 anni. Come spesso accade, i social sono il contesto ideale per chi si sente forte dietro una tastiera e poi, una parola dopo l'altra, genera battibecchi e spesso offese. Ma questa volta non si è fermato tutto in quella stanza virtuale perché le 6 donne, tutte palermitane e che evidentemente si conoscevano già, sono scese in strada. Urla, spintoni e aggressioni
hanno attirato l'attenzione dei residenti, creando una situazione di forte allarme nel quartiere. Sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo per sedare la violenta rissa. Quando i militari sono arrivati, hanno assistito a una scena da film con le protagoniste che se le davano di santa ragione. Schiaffi, pugni, tirate di capelli. Dopo qualche attimo di forte tensione sono riusciti a riportare la calma e a separare le 6 che sono state identificate e denunciate. Dopo il TG, nella puntata speciale di Focus, il procuratore di Catania Francesco Curcio delinea lo scenario della mafia catanese dopo la sentenza del processo Ombra con oltre 2 secoli di carcere a boss riservati e affiliati. Nell'intervista di Lorena Dolci anche gli affari, i rapporti con la politica e i segreti di Nitto Santapaola, fino al recente referendum. In onda, come di consueto, dopo il TG alle 14.30 in streaming sul sito La Sicilia Web. Ascoltiamo insieme uno stralcio di questa intervista. Cioè non si fa nulla di rilevante, di significativo se non c'è l'autorizzazione del capo della famiglia, Santapaola Ercolano. Chi comanda adesso in questo momento di voto? Beh, certamente noi abbiamo le nostre idee su chi comanda e abbiamo le nostre strategie per contrastare le nuove leve che si affacciano via via. Il core business della mafia Cosa Nostra rimane quello dello svolgimento di opere e servizi pubblici attraverso un connubio con la politica collusa. Ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi. Adesso a Palermo una nuova intimidazione all'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, un modellino di bara trovato sulla sua scrivania. Non faremo passi indietro, dice Ferrandelli, che lotta per la legalità nell'assegnazione delle case popolari su cui pesa l'oppressione di Cosa Nostra. Marco Gullà. Un modellino di Cassa d'Amorto lasciato sulla scrivania della segreteria dell'ufficio per le politiche abitative di via Montalbo a Palermo. È l'ufficio guidato dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, che negli ultimi tempi ha denunciato le pressioni esercitate su alcune famiglie assegnatarie perché abbandonino gli alloggi. Il modellino è stato lasciato il venerdì prima di Pasqua nell'unica stanza che non era chiusa a chiave. Nell'ufficio non ci sono telecamere, dunque sarà difficile ricostruire chi è entrato, ma le indagini vanno comunque avanti. Oggi abbiamo incontrato l'assessore Ferrandelli, che nelle ultime settimane si è occupato appunto di 2 immobili che appartenevano a Vincenzo Filangeri, figlio di Sebastiano, condannato per associazione mafiosa. Chiaramente ci inseriamo all'interno di un tessuto mafioso e criminale. Molto spesso gli immobili sono all'interno di palazzine o di palazzi in cui vivono parenti di coloro a cui questi beni sono stati tolti, e comprendiamo che la nostra azione trovi delle resistenze culturali, resistenze di criminalità, ma è chiaro che lo Stato insieme e il raccordo è sempre più forte. Fabrizio Ferrandelli, sotto scorta da mesi, ha già subito altre intimidazioni e minacce. Ora arriva la storia del modellino della Cassa d'Amorto lasciato nell'ufficio del comune. L'assessore ha ribadito che non farà passi indietro, vincerà la legalità, ha detto. Un 70enne è stato arrestato dalla polizia di Aciriale, siamo nel Catanese, per violenza e stalking. L'uomo si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Invaghitosi di una commessa, avrebbe più volte tentato di molestarla e perseguitarla, fino ad essere bloccato dall'intervento dei colleghi appunto della vittima. E adesso parliamo delle spiagge siciliane, perché ci saranno più servizi, più pulizia, accesso gratuito per famiglie disabili. La Regione punta sul mare e mette a disposizione di comuni e gestori 8,8 milioni per le spiagge libere, che costituiscono il 70% del litorale di tutta la Regione. Roberta Lunghi.
Sempre più spiagge libere, pulite, attrezzate e accessibili. È questo l'intento della regione siciliana, che stanzia 8,8 milioni di euro in bandi rivolti a 123 comuni costieri per un cambiamento che riguarda una parte rilevante delle coste dell'isola. In Sicilia circa il 70% del litorale non è infatti occupato da concessioni. 4 gli avvisi del Dipartimento Ambiente, che per primo in Italia destina una tale attenzione alle spiagge della regione. Da una parte la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo gli arenili, il potenziamento dei servizi gratuiti, la sorveglianza e poi l'accesso ai disabili. Un cambiamento concreto per le famiglie, perché il mare torni ad essere un diritto, non un lusso, grazie a una serie di servizi. I comuni possono programmare degli interventi per fare per esempio delle aree ludiche per i nostri bambini, creare delle aree fitness, dei servizi sia come docce che come bagni. Insomma, miglioriamo i servizi alle nostre spiagge per renderle più attrattive per i cittadini e per i turisti. La ripercussione, oltre che per le tasche, sarà anche per una valorizzazione del territorio in chiave di conquista di bandiere, non solo blu. Per conquistare anche qualche bandiera blu, verde o lilla in più, che significa una pubblicità incredibile per le nostre coste e per le nostre città turistiche balneari. Resta ora la sfida più importante: trasformare i finanziamenti in servizi concreti. Con i bandi online l'obiettivo resta per l'estate 2026. Il pubblico ministero di Termini Imerese ha chiesto 28 anni di carcere per l'uomo che aveva violentato la figlia sin dall'età di 9 anni. Le prime ripetute violenze sarebbero avvenute appunto in ambito familiare. L'inchiesta era partita dalla segnalazione della dirigente scolastica dell'istituto frequentato dalla bambina. Ci fermiamo una breve pausa a Palermo, poi per un'iniziativa che fa incontrare studenti e imprese. A Palermo è approdato il Track Tour per far incontrare studenti e imprese, domanda e offerta di occupazione per spiegare come si compila un curriculum o ci si presenta a un colloquio. Simona Mazzone. Proiettarsi nel mondo del lavoro necessita di alcuni accorgimenti, primo tra tutti un chiaro curriculum da presentare, ma la maggior parte dei giovani e non solo non sa compilarlo e non conosce le modalità di quello europeo, il più richiesto. Grazie a un'iniziativa dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e della loro fondazione, a Palermo migliaia di ragazzi sono stati coinvolti nel Track Tour, giunto alla 3ª edizione. Il sistema italiano sta vivendo un momento molto paradossale, perché le aziende hanno difficoltà a trovare i profili professionali adeguati alle loro esigenze, e dall'altro lato c'è una larga massa di NEET, cioè di giovani che in questo momento non stanno lavorando. Sul posto selezionati oltre 350 curricula insieme a 16 imprese in cerca di lavoratori. Nel contempo un'occasione per fornire orientamento e assistenza a circa 4.000 tra studenti universitari e quelli di 13 istituti superiori della città e provincia. Io voglio fare il poliziotto, voglio fare il concorso. Voglio fare qualcosa in merito alla contabilità. Non solo assistenza nella compilazione del curriculum, ma anche nella preparazione di un colloquio di lavoro e informazioni su diritti e sicurezza, per coinvolgere anche gli indecisi. Ad oggi non so la mia strada, però vorrei intraprendere qualcosa, diciamo, nel mondo dell'imprenditoria, comunque del libero professionista. Onestamente non lo so, però vorrei provare a fare imprese. Sulla piattaforma del Ministero del Lavoro ad oggi sono attive 12.500 offerte di occupazione in Sicilia. Il 29 aprile allo Stadio Massimino di Catania la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà. L'evento, ideato da Luca Napoli, unisce sport, spettacolo e impegno sociale. Tanti VIP che anche quest'anno scenderanno in campo per il quadrangolare benefico, il cui ricavato verrà devoluto alla comunità di Niscemi. Emanuela Corsi. Sport, spettacolo e impegno sociale. Un Gol per la Solidarietà spegne quest'anno 18 candeline e si prepara ad offrire una grande festa al pubblico che mercoledì 29 aprile sarà presente allo Stadio Massimino. Ancora una volta a scendere in campo per il quadrangolare benefico giornalisti, sportivi e volti noti della TV e del mondo dello spettacolo. Per me sarebbe stato impensabile nel 2004 poter raggiungere un obiettivo del genere, non per carenze professionali ma perché soltanto era
un anno in cui ero appena tornato a Catania nelle mie fasi organizzative, ma poi a un certo punto la città richiedeva questo bellissimo evento e così è stato negli anni, e oggi siamo a 18 anni di evento, quindi un grandissimo traguardo e siamo davvero felici di poter spegnere queste candeline. Nata come una partita di beneficenza, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso per migliaia di studenti appassionati, con l'obiettivo di aiutare chi più ha bisogno. Quest'anno il ricavato sarà devoluto alla comunità di Niscemi. Un momento importante per noi, sentiamo la vicinanza dei catanesi e della provincia catese, ma di tutta la regione, data la importante caratura di questo evento. Come ogni anno non può mancare la bellezza femminile, rappresentata dalla siciliana Eleonora Incardona, volto di DAZN, che sarà la madrina di questa edizione. Poi ci sarà la parte musicale affidata al cantante pop e poi ci sarà l'oro olimpico Alberta Santuccio, che quindi metterà questa bellissima ciliegina sulla torta e porterà la medaglia olimpica allo stadio quel giorno. La 18ª edizione sarà dedicata anche a due simboli dello sport catanese scomparsi recentemente: Orazio Russo, bandiera del Catania, e Turi Di Stefano, storico coach della squadra dei giornalisti. Il Vangelo di Giuda, il film di Giulio Base, sorprende e divide, con Giancarlo Giannini e un Gesù inedito interpretato dall'agrigentino Vincenzo Galluzzo, tra sacrificio e tradimento, in un'opera che parla più con le immagini che con le parole. Davide Sardo. E già nelle sale sta riscuotendo successo il Vangelo di Giuda, il film di Giulio Base che sorprende e divide, riscrivendo uno dei racconti più discussi della tradizione cristiana. Un'opera intensa e visivamente essenziale, con un cast internazionale che include Rupert Everett, Paz Vega e Giancarlo Giannini. Ma a catturare l'attenzione è soprattutto l'interpretazione di Vincenzo Galluzzo, agrigentino nativo di Aragona, che porta in scena un Gesù sorprendente, essenziale, costruito sul silenzio e sul linguaggio del corpo, in un intenso confronto con Giuda tra sacrificio e tradimento. La sfida più grande per me è stata innanzitutto dimagrire di 15 kg per arrivare al personaggio, perché appunto Gesù era magrissimo, perché raccontava il Vangelo, comunque come veramente si vive la vita a tutto il mondo, e quindi camminava sempre senza avere la possibilità di mangiare, quindi mi sono dimagrito veramente tantissimo in pochissimo tempo. In più l'aramaico, ho dovuto studiare perfettamente l'aramaico e anche i silenzi, perché Gesù è presenza, sono gli occhi che parlano, gli occhi e il cuore. Un film che sceglie di far riflettere più che spiegare, e per Vincenzo Galluzzo un debutto destinato a lasciare il segno. Breve pausa, poi la pagina del calcio con il Palermo domani impegnato nel big match contro il Frosinone, e invece lunedì il Catania affronterà il Crotone. C'è il calcio, big match domani sera per il Palermo, che lo stirpe affronterà il Frosinone, secondo in classifica. Per il Palermo, se vorrà riaprire la corsa alla promozione diretta, serve solo la vittoria. Marco Bullà. Il bivio della stagione. Domani allo stirpe il Palermo contro il Frosinone si gioca la possibilità di riaprire la corsa alla promozione diretta. Solo una vittoria potrebbe permettere ai rosanero di tornare a sperare, anche perché il Frosinone, secondo in classifica in questo momento, ha 4 punti di vantaggio sui siciliani. Poi c'è il Monza terzo, che di punti in più ne ha 2. Ecco perché il match di domani è il crocevia più importante della stagione. Un solo dubbio sulla formazione che affronterà i ciociari: Inzaghi si affida ai titolarissimi, ma sono da monitorare le condizioni di Joronen, che non ha riportato lesioni ma rimane in dubbio. Out Jonsen, Corona in dubbio, mentre Rui Modesto torna a disposizione dopo la squalifica. L'assenza di Jonsen chiude ogni ballottaggio sulla tre quarti. L'Eduaron giocherà dal primo minuto, affiancato dall'intoccabile Palumbo, poi Giampalo, unica punta. Il Palermo fino adesso non ha mai vinto uno scontro diretto, ma il tempo stringe, mancano solamente 5 giornate alla fine della regular season e la banda di Inzaghi non può più sbagliare. Il Catania lunedì a Crotone ritroverà forte fra i convocati, trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Marco Carli.
A Crotone ci sarà anche Forte, a meno di improvvisi dietrofront. Ovviamente stiamo parlando di convocazione, dunque minutaggio ridotto, ma ripresentare i nastri di partenza, perché di questo si tratta, visto che Forte per la lesione maturata al polpaccio ha saltato le ultime 7 partite e non gioca da un mese e mezzo. Ripresentare, si diceva, il migliore giocatore del reparto avanzato della stagione insieme a Lunetta è un dato importante in vista dei playoff. Ci sarà Forte e non ci saranno i tifosi rossazzurri, trasferta vietata per i residenti a Catania e provincia per via delle ultime intemperanze che per esempio hanno bloccato anche l'ultima trasferta di Latina. Viale intanto ha ripreso il lavoro legato alla costruzione, certo, ma anche alla limitazione dei rischi attraverso la pressione sulla prima costruzione avversaria, quello che è mancato con il Picerno. Anche i dati numerici su tiri, XG e sviluppo della manovra, ne parleremo venerdì nel corso di preview su Telecolor, confermano che il volume offensivo è aumentato. I gol però, come risaputo, continuano ad essere pochi, mentre crescono i rischi. Crotone è campo complicato per storia. I pitagorici vengono dalla sconfitta di Giuliano e hanno in campo il capocannoniere del girone con Chirico, quel Gomez, non nel migliore momento, ma autore di 16 reti e in passato inseguito dagli etnei. Ma il Catania deve dare delle risposte, c'è un secondo posto da difendere e una stagione da non disperdere. Prima di chiudere una notizia dell'ANSA, tempi celeri per i fondi destinati agli sfollati e chi ha subito danni dalla frana. Lo ha detto il commissario straordinario per la protezione civile nazionale Fabio Ciciliano a Niscemi, incontrando il movimento che fa parte della appunto Sfollati per la frana di Niscemi, il comitato che quindi ha chiesto l'intervento di appunto sussidi sempre più celeri. Maggiori notizie le daremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, che vi ricordo la prossima alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.